Buongiorno mister Buongiorno. Allegretti, vigilia della 35esima, domani contro la Castellanzese, subito l'occasione per avere il pronto riscatto dopo l'1-0 nel finale di settimana scorsa in casa. L'occasione per affrontare la prima delle ultime 4 gare che ci restano da qui alla fine del campionato contro una squadra che si deve salvare, una squadra molto compatta che gioca di ripartenza, che ha qualche interprete interessante, non sarà facile, ma noi siamo pronti. Una squadra della Castellanzese ha detto che deve salvarsi perché è lì in piena zona play-out, però guardando poi i precedenti viene da 4 pareggi, l'ultimo come contro la Varesina che sappiamo essere un avversario ostico, e prima aveva battuto la Pro Palazzolo, tutte squadre che comunque sono lì nei piani alti. Sì, ma è una squadra comunque che non demorde, che anche nell'ultima partita contro la Varesina è passata in vantaggio e fino a pochi minuti dalla fine vinceva, perciò come ho detto non sarà facile. E l'hai detto anche post partita con la Casatese, è inutile andare a chiedere da dove arrivano le motivazioni, perché quelle devono essere implicite, anche se adesso non ci sono obiettivi particolari in queste ultime 4. Ma possono non esserci obiettivi di classifica, nel senso che è importante sicuramente migliorarla. Per quello che sta girando intorno al nostro ambiente, perché noi come tutti leggiamo di quello che potrà succedere, la verità è che a parte qualcuno che ha il contratto, gli altri ci giochiamo una riconferma, ci giochiamo il futuro, quindi più motivazioni di queste non ci devono essere. Io per primo non ho notizie sul futuro, il mio futuro finisce fra un mese come la maggior parte dei miei ragazzi, a quanto deve succedere e sta succedendo ad oggi. Quindi l'obiettivo è quello di finire nel migliore dei modi e di fare il meglio possibile per mettersi in mostra, e quindi ad esempio il mio obiettivo è quello di concentrarmi al massimo sui miei ragazzi che hanno regalato a me e all'ambiente grandissime soddisfazioni, perché sembra passata un'eternità, ma quando sono arrivato all'8ª giornata il Chievo era penultimo in classifica in una situazione tragica. C'è stato un momento in cui potevamo giocarci i playoff, poi non è successo, ma in ogni caso è giusto che ci concentriamo tutti sui nostri ragazzi, su quello che possono dare. Le motivazioni sono tante, vedendo come si allenano, hanno voglia di fare bene e quindi sono contento. E poi dovrei essere bravo come al solito un po' alla Tetris, anche a gestire un po' le forze, visto che ci sarà anche l'ultimo turno settimanale giovedì, quindi 3 partite ravvicinate, appena finita la rifinitura. Come stanno i tuoi ragazzi? Stanno bene, magari mi piacerebbe essere così bravo o avere l'imbarazzo della scelta nella gestione. Noi viviamo la giornata, non avremo ad esempio Colferai della partita, recuperiamo fortunatamente Prandini dopo 10 giorni che non si è allenato, e quindi pensiamo a questa partita, metteremo in campo quelli che staranno meglio, alcuni purtroppo come sempre per colpa mia staranno fuori, ma in ogni caso, insomma, come ho detto, lo spirito è la cosa più importante. Noi continuiamo ad avere i nostri obiettivi, a trovarci bene fra di noi, vogliamo chiudere nel migliore dei modi, stando bene insieme e non dimenticando le grandi cose che abbiamo fatto. Perfetto, grazie mister. Grazie.